Siamo vicini al centenario della Prima Guerra Mondiale e in Friuli Venezia Giulia succedono cose strane, manifestazioni neofasciste vicini al 4 di novembre, aule che vengono legate per delle mostre sull'80° delle leggi razziali, nobili che arrivano in visita per celebrare la vittoria. Noi crediamo che la storia sia un'altra e deve essere raccontata e per questo abbiamo chiesto a Angelo Floramo di dircelo da par suo. La memoria della storia non è un fardello, ma deve diventare uno strumento di identità, di responsabilità anche critica, e quello che noi abbiamo raccolto, i documenti che abbiamo studiato, mette sicuramente in evidenza il fatto che in questa terra si sono accumulate energie negative, si è sparso del sangue atrocemente ed inutilmente in nome di uno Stato autoritario e nazionalista. Questo è il momento per mettere in chiaro che la libertà deve essere sempre sostenuta con il pensiero e il ricordo.